ed è stata una cosa meravigliosa, meravigliosa. Io mai mi sarei aspettata così, anzi, allora io mi sono buttata a scrivere questa storia, come ho raccontato anche così un po' incoscientemente, senza necessariamente pensare alle implicazioni. Poi a un certo punto, quando ero a buon punto, mi dicevo, ma io in realtà sto facendo un libro anche politico. Ups, no? Alla serie, accidentina. Speriamo non sia stato nessuno. Però ormai lo stavo facendo, ormai era quasi finito. Però effettivamente un pochino di amore, forse è troppo, però insomma di cuidado a come, soprattutto perché io mi metto nella testa, la mia Eva è una tirolese di lingua tedesca, il suo io narrante, appunto la parte del presente di cui parlava Alberto, che è io, è la testa sua, è il suo flusso di coscienza. Quindi diciamo io ho fatto una cosa strana, perché mi sono messa dal punto di vista di una tirolese tedesca per raccontare questa storia che parla anche dell'Italia, e quindi a un certo punto ho pensato, spero che non si offenda nessuno. Beh, è stata una cosa meravigliosa, perché a parte, vabbè, ho avuto recensioni stupende su tutti i giornali, sia in lingua italiana che in lingua tedesca, ma appunto le presentazioni sono state, a parte, vabbè, affollatissime, con allora la parola che, mi vengono i brividi, ma la parola che mi veniva sempre in ogni presentazione detta era grazie. Grazie che un'italiana ha raccontato questa storia, e credetemi, mi emoziona insomma questa cosa. Me l'hanno detta in tante maniere diverse. Vi racconto una storia perché veramente forse è sicuramente la più forte, però sono state tutte bellissime. Allora c'è un momento della storia che è appunto uno dei momenti in cui siamo nella testa di Silvius Magnago, e siamo nel 61, è l'inizio del terrorismo, la notte dei fuochi, 9 giugno, mi sembra, 12 giugno 1961, saltano in aria 47 tralicci. Questa incredibile operazione di un'efficienza pazzesca che diede il via al terrorismo albanese. E io faccio tra l'altro nel mio libro la distinzione tra la prima generazione dei terroristi altoatesini e la seconda. Faccio una grande distinzione, perché i primi puntavano ai tralicci, ai ponti, alle statue, i secondi alle persone, e allora lì per me hai perso il nostro protagonista. Però invece i primi erano così. Allora questi primi bombaroli, che erano tutte persone molto normali, molto semplici, contadini, meccanici, e che avevano questo chiaro obiettivo di anche solo porre il problema della loro provincia all'attenzione di quest'Italia che stava facendo marcire il problema, per cui facciamo scoppiare i tralicci. Però non avevano una consapevolezza di in che cosa si stavano infilando, per cui loro si dissero, mentre tramavano e preparavano gli attentati, peraltro in maniera molto efficace ed efficiente, dal punto di vista diciamo logistico perfetto, però erano molto naivi, perché si dissero, vabbè, ok, faremo questa cosa, si arrabbieranno, ci cercheranno, come facciamo a non farci prendere tutti quanti? Semplice, se dove erano tanti, erano centinaia di persone, qualcuno magari lo arrestano su 100, vabbè, che ci vuole? Basta che quelli che arrestano non fanno i nomi degli altri, che ci vuole? Senza pensare che cosa vuol dire quando ti chiedono, non è che te lo chiedono in maniera gentile. Allora c'è un capitolo del mio libro che è dedicato a quando Silvius Magnago si vede recapitare nel suo ufficio i brandelli di carta igienica su cui questi bunzer, bombaroli, che vennero selvaggiamente torturati, e soprattutto 12 di loro, vennero proprio, uno morì, 2 ebbero lesioni tutta la vita, e altri, insomma, una cosa selvaggia, con metodi tra l'altro che vennero insegnati dai carabinieri che facevano da quelli dell'OAS francese, che avevano insomma, i metodi che avevano appena imparato in Algeria, e ovviamente parlavano subito tutti, ovvio. E allora la scena è che Silvius Magnago si vede recapitare questi pezzi di carta igienica, perché
cui questi letteralmente con il loro sangue avevano scritto ci torturano, aiutateci, ed in qualche maniera erano riusciti a farli uscire dal carcere. E lui però non li può aiutare, non li deve aiutare, perché comunque sia lui sta cominciando questo faticosissimo, difficilissimo, lunghissimo percorso di soluzione politica e non può in nessuna maniera associare il proprio nome a questi che comunque non hanno ammazzato nessuno, però hanno buttato giù i tralicci, hanno quasi fatto saltare tra l'altro una diga, e quella effettivamente se poi si saltava magari allagava un po' un paese, voglio dire, insomma, le bombe no, le bombe avrebbero inficiato tutta la sua credibilità come interlocutore per i politici, verso i politici di Roma. E quindi appunto io, usando il verosimile di Manzoni, provandoci, entro nella sua testa e racconto il suo dilemma, perché c'erano questi pezzi di carta scritti col sangue. E tra l'altro Silvius Magnago visse tutta la vita con il dolore fisico, perché lui aveva perso gli era scoppiata una gamba con una granata sul fronte russo e tutta la vita lui ebbe questi terribili dolori. Quindi il tema dolore fisico, tortura, era una cosa che lui non poteva non capire proprio appunto con la sua carne, con il suo corpo. Quindi tutta la sua volontà era quella di fare qualcosa, fare denunce, dichiarare questa cosa al mondo affinché queste torture finissero ora. Però non lo poteva fare, non lo doveva fare, perché se no la sua credibilità, quindi tutta la sua lotta, sarebbe stata, ecco, hai visto anche Magnago sta con i terroristi, avrebbe inficiato tutto. E quindi prese questa decisione, che ancora adesso gli estremisti in Sud Tirolo gli facciano, di non fare nulla. Col senno di poi aveva assolutamente ragione lui, però il suo fu un momento terribile e nella sua, non ha mai scritto un'autobiografia, però una biografia diciamo, si dice, autorizzata, racconta questo come il momento peggiore della sua vita, peggio di quando gli è saltata la gamba, senza dubbio, prendere questa decisione.